Partiamo subito dalla location, noi ci troviamo nell'agriturismo Capeetto in via Lago Dolfin 2, siamo a Padova, Certo, Salboro insomma, Salboro. diciamo bene dove ci troviamo, visto che siamo venuti con le nostre telecamere, siamo vostri ospiti. Accanto a me c'è Francesca De Poli, che è la titolare dell'agriturismo, c'è anche suo nipote Leonardo, che ha capito che l'agricoltura è vita, che ha capito che questo è un futuro per i giovani che avevano un po' abbandonato questo settore, e quindi ci fa piacere trovare un giovane. E a proposito di giovani, mi permetto, presidente, vi presento Luca Trivellato, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Padova. Bene, siamo qui per parlare appunto di risorse idriche che scarseggiano già a monte, quindi laghi, tutto ciò che è l'affluenza da parte delle montagne venete, ma anche c'è stata una guerra, ricordiamolo, tra insomma la nostra regione e quella che ha le montagne con i fiumi, insomma la possibilità di far arrivare a valle l'acqua. Ricordiamo insomma il nostro presidente che ha fortemente richiesto un aiuto insomma al Trentino, diciamolo insomma, per avere maggiormente acqua, perché la situazione appunto è veramente difficile. Come anticipavate dallo studio, già il 3 maggio e già in aprile appunto il nostro presidente regionale Luca Zaia ha dichiarato lo stato di crisi idrica. Sappiate che chi ha un pochino di disponibilità in questo momento sta irrigando le orticole, quindi tutti insomma quei prodotti da orto, anche i seminati che sono il mais, la soia, le bietole, e proprio qui accanto a noi abbiamo già un colpo d'occhio per quanto concerne il mais, che è appunto un po' in difficoltà. Partiamo però, Presidente, con una turnazione particolare, quella adottata dai consorzi di bonifica. Com'è la situazione, e cioè perché c'è questa turnazione, si capisce insomma, per risparmiare acqua. Beh, guardate, la situazione è estremamente difficile. Questo è sotto gli occhi di tutti, ormai la pioggia manca da diverso tempo, ma soprattutto manca la neve in montagna. Esatto. I consorzi fanno quello che riescono, nel senso che mancando la materia prima è difficile anche permettere l'irrigazione necessaria però in questo periodo, e quindi la soluzione che è stata adottata è quella di una turnazione della possibilità di irrigazione per i nostri soci agricoltori. È chiaro che in questa situazione, e visto che non sono previste piogge che comunque non aiuterebbero, non sarebbero risolutive in questo momento, è chiaro che la situazione è estremamente grave e che questo comporterà una riduzione poi delle produzioni, soprattutto per quanto riguardano i seminativi e le orticole. Presidente, spero di non aver interpretato male insomma, l'ordinanza dei consorzi, cioè funziona che se io oggi irrigo insomma, le mie piante, ho dei turni che possono cambiare da 5, 10, 20 giorni poi per la successiva irrigazione? Esattamente, la turnazione è normale nei consorzi, nel senso che i consorzi permettono irrigazione sotto alcuni periodi di tempo per quegli agricoltori, per quella bocca, per il pluvirriguo, come succede nel nord Padova soprattutto. È chiaro che in questo periodo questa turnazione viene allungata proprio per permettere poi ai bacini e alle pompe di pescare sufficiente acqua per dare la pressione corretta per dopo Ma poter è vero irrigare. che come disponibilità siamo veramente ai minimi storici, cioè questa è una situazione che prima in passato non si era presentata così pesantemente, in più ricordiamo che il caldo sta facendo ancora di più patire alle piante. Questa è la doppia situazione di difficoltà che ci troviamo: poche piogge, poca neve in montagna, per cui mancanza di scioglimento della neve che permette comunque un maggior afflusso di acqua poi ai fiumi, e un caldo particolare di questo periodo e la mancanza di piogge sistematiche ormai da diversi mesi. È questo che ha creato appunto la battaglia, insomma, la discussione, scegliete voi il termine più adatto, tra il Trentino e il Veneto, perché comunque ognuno deve pensare un pochino ai propri bisogni, ma noi che siamo a valle siamo in forte difficoltà. Sì, su questo si inserisce anche il problema energetico, no? Perché il rilascio dell'acqua in Trentino dipende anche dalla possibilità di creare elettricità Certo. attraverso le dighe. Per cui di fronte anche alla crisi elettrica, alla mancanza idrica, la decisione è stata quella di defluire molto lentamente l'acqua, di concederne molto lentamente proprio per preservarla anche per la produzione elettrica, però questo ovviamente dopo a valle comporta i problemi che stiamo vivendo in questo periodo, che sono estremamente difficili e preoccupanti. Allora, avviciniamoci qui perché c'è proprio De Poli, raggiungetemi sempre qui accanto senza cadere
nel canale. Com'è la situazione? Io notavo mentre parlavo col presidente che scuoteva la testa e diceva sì, è vero, è una situazione drammatica, minimi storici, quando dicevo minimi Certo. storici. Com'è la situazione per quanto vi riguarda? Allora, la situazione è molto difficile, per esempio questo fossato generalmente era pieno e l'acqua scorreva, quindi adesso è fermo, l'acqua è meno di metà e quindi è veramente difficile. Come diceva il nostro presidente, inoltre cioè, l'esposizione solare, le ore di caldo sono molto elevate quest'anno rispetto agli anni scorsi. Per esempio, gli anni scorsi avevamo 3-4 ore di caldo torrido, adesso si comincia già dalle 9 del mattino e si va almeno fino alle 5 del pomeriggio, quindi sono circa un 10 ore su un 24 ore di caldo. È veramente esagerato e in più spesso e volentieri abbiamo molta ventilazione, c'è molto vento e quindi non aiuta assolutamente, è uno stress maggiore per le piante, sia per le orticole sia per le produzioni, insomma il mais. Per esempio noi non abbiamo fatto il secondo raccolto perché c'era la possibilità. È qui, giusto? È proprio No, qui? sì. Alle nostre spalle, ad esempio, Sì, la c'è trebbiatura? ancora la trebbiatura che faremo in questi giorni, ma poi stiamo valutando di poter fare il secondo raccolto perché non avendo acqua e acqua piogge non se ne prospettano, sarà veramente difficile riuscire a fare il secondo raccolto. Allora, noi sappiamo che il grano vive con il sole, ha bisogno di sole, quindi non c'è problema, ma c'è un altro grano, cioè il famoso mais, che quello sì che soffre. Allora, proviamo ad avvicinarci. Leonardo, tu che sei comunque impegnato, io ti ho sponsorizzato all'inizio dicendo viva i ragazzi che tornano all'agricoltura, ti chiedo, effettivamente tu sei appunto impegnato in questo agriturismo, cosa ravvedi come difficoltà? Quale delle piante vedi che sta soffrendo maggiormente? Allora, sicuramente io in questa azienda mi occupo di preciso delle orticole, quindi la mia concentrazione è soprattutto su quelle, quindi la difficoltà nell'irrigare di continuo le piante che non hanno sicuramente un'irrigazione naturale come possono essere le piogge. È difficile sia per la pianta che poi per noi che comunque dobbiamo continuamente stare attenti all'irrigazione e all'acqua che consumiamo per le nostre piante. Grazie per la tua testimonianza. De Poli, mi raggiunga qua, come posso capire che la pianta è in sofferenza? Nel senso, so che il grano turco, insomma il mais è in sofferenza, mi è stato spiegato anche che anche le barbabietole e non solo, anche la soia, che per giunta con i problemi che abbiamo legati al conflitto russo-ucraino, questo è oro colato averne, giusto? Come capiamo che è in sofferenza? Questi sono i seminati, cioè che sono nati da poco, giusto? Pian pianino, insomma, non è pronto di certo. Non è pronto e sicuramente lei vede dalle foglie, le foglie sono chiuse, la pianta non è viva, sia per appunto per la pioggia naturale che manca e poi anche per l'irrigazione che non si riesce a fare perché non c'è acqua a sufficienza. Io non me ne intendo, però il terreno lo vedo veramente secco. Questo è un colpo d'occhio che per chi è del settore, insomma, è evidente. Sì, non dovrebbe essere così? No, assolutamente, anche se siamo a giugno, voglio dire, però ecco, Prego per la telecamera. Sì, noi ci chiedo spostiamo. scusa, avendo la possibilità di irrigare, il terreno non si dovrebbe, ecco, presentare così, quindi dovrebbe essere una terra più fresca, una terra che può dare sostentamento alla pianta Vedo e che se in riesco questo a prendere momento una non zolla ce al l'ha. volo. Vi mostro a telecamera, guardate come si sgretola come niente, come fosse sabbia proprio. Questo non è normale, giusto? Non è normale e poi ricordiamoci che stiamo arrivando da una crisi di costi produttivi molto alti, per cui voglio dire tutto quello che sappiamo, che ce lo siamo detti in tanti giorni, in tanti momenti in questo periodo, quindi non si riesce a produrre quel poco che si produce già a costi iniziali molto alti, quindi la stagione è davvero compromessa. Grazie. Presidente, un'ultima battuta per capire che cosa... Ecco il vento. Il vento di cui si parlava, esatto. Cosa significa dichiarare uno stato di crisi idrica? Nel senso che il presidente Luca Zaia chiede aiuti, ma servono finanziamenti quindi per i nostri imprenditori. Cioè, va bene, io istituisco uno stato di crisi, ma che cosa cambia nella pratica? Allora, ci sono due elementi che devono essere tenuti bene in considerazione in questo periodo di estrema difficoltà.
Il primo è quello di come dire, garantire alle imprese un corretto reddito in maniera da rimanere in piedi. Questo lo si fa agendo su due elementi fondamentali: l'abbattimento dei costi. Parliamo del carburante, oggi siamo a 1,50 euro al litro per il gasolio agricolo, per cui un prezzo assoluto più del doppio normale. Il gasolio agricolo serve sì per i trattori, ma serve appunto anche per irrigare. Dall'altro lato si fa aiutando, voglio dire, la vendita, cioè sostenendo la vendita per la ridotta produzione che avremo in campo quest'anno. Per cui questi sono i due elementi da tenere assieme per l'emergenza. Dopodiché c'è un carattere d'urgenza, cioè questa situazione che noi ci troviamo di cambiamento climatico, di temperature, di mancanza di pioggia, molto probabilmente sarà una cosa con la quale noi dovremo fare i conti anche per i prossimi decenni, per cui è necessario continuare nell'utilizzo e nel fare invasi sia in montagna che in pianura per permettere poi l'approvvigionamento per le nostre aziende. Allora io ringrazio per questo collegamento Francesca De Poli, titolare appunto dell'agriturismo Capeto in via Lago Dolfin 2 a Salboro, suo nipote Leonardo, grazie per la tua preziosa testimonianza, e naturalmente anche l'intervento di Luca Trivellato, ricordo presidente CIA Padova. Se non ci sono domande, a voi studio.